Oggi ci troviamo in provincia di Belluno e siamo poco distanti dal passo Valparola. Andremo a fare un giro ad anello, saliremo alla cima Sas d'Estria percorrendo la ferrata Fusetti. Questa uscita l'abbiamo scelta per abbinare l'aspetto alpinistico con quello storico. Infatti il punto di partenza di questo giro è davanti al castello di Andraz e durante l'escursione troveremo dei reperti della Grande Guerra. Qualche nozione sul castello. Il castello di Andraz è situato a 1700 metri ed è tra i fortilizi medievali più alti d'Italia. Inoltre, la sua posizione strategica permetteva di dominare l'intera valle di Livinalovo. Iniziamo la marcia seguendo il segnavia numero 34. La prima parte del giro è una fresca camminata nel bosco costeggiando il rio Valparola. Quella che vedete lassù è la nostra meta, Sas d'Estria, quindi avanti tutta! Arrivati al lago di Valparola, facciamo un breve tratto in salita per arrivare al Forte Tre Sassi. Siamo arrivati al Forte Tre Sassi. All'interno si trova un museo della Grande Guerra. Iniziamo la vera e propria salita al Sas d'Estria. Ora scendiamo da questo sentierino, non è segnato, e ci portiamo all'attacco della ferrata. Ci troviamo all'inizio della ferrata Fusetti. Ci siamo messi l'attrezzatura e adesso non ci rimane che procedere in sicurezza e in totale relax. Arrivati in questo punto continuiamo la ferrata seguendo il bollino rosso.
Siamo a metà della ferrata e sin qui tutto ok. Fatta anche questa! Evviva! Siamo sul Sas della Stria! Arrivati a Sas d'Estria, siamo a 2477 metri di quota e la cima è veramente stupefacente. Una volta arrivati qui si apre un bellissimo panorama. Vediamo alcune montagne: Gruppo del Sella, il Col di Lana, Marmolada, Civetta, Pelmo, Averau, Tofana de Roses, Lagassuoi. Da quassù vediamo il nostro punto di partenza, il castello Andraz. E dopo aver osservato questo panorama da sogno, non ci rimane altro che scendere dal Sas d'Estria. Percorrere queste trincee e questi camminamenti fa comunque una certa impressione.
perché subito il pensiero va ai tanti giovani che hanno perso la vita su queste montagne. Siamo scesi dal Sas della Stria percorrendo il sentiero normale e ci siamo ritrovati al Forte Tre Sassi. Adesso ritorniamo al nostro punto di partenza seguendo il segnavia 424 e ci dirigiamo verso il Passo Falzarego. Siamo arrivati in prossimità del Passo Falzarego, ci rimangono gli ultimi 2,5 km per rientrare al parcheggio. Il sentiero che percorriamo è il 36. Ritornati al Castello Andrazza e abbiamo concluso questa gratificante escursione dal punto di vista paesaggistico e interessante per la parte storica. È stato piacevolmente variegato. Boschi, ferrate, roccia, meravigliosi paesaggi, trincee, camminamenti, veramente un'uscita super. La ferrata a Fusetti la possiamo catalogare moderatamente difficile. Inoltre vi consigliamo di scaricarvi la nostra traccia GPS perché in alcuni tratti il sentiero non è segnato. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima! Alla prossima!